Il Corpo dei Vigili del Fuoco di Agrigento, con i suoi pompieri, è stato da sempre presente nella zona del crollo in piazza Cavour. Anche ieri pomeriggio hanno ininterrottamente lavorato al palazzo per metterlo in sicurezza la zona limitrofa, sotto il diretto controllo dell'ingegnere Nicola Porcarelli, responsabile del servizio della protezione civile, a capo della squadra formata da una decina di vigili, al fine di far crollare un pezzo massiccio del tetto del palazzo che poteva essere pericoloso in caso di accidentale caduta. Quindi bisognava fare in fretta, in modo che tagliando i pezzi di ferro e le travi che lo tenevano ancora incollato al muro perimetrale e in bilico, il grosso masso andava tolto. Con l'ausilio di una gru e una lunga scala, i vigili del fuoco e tanta pazienza hanno fatto in modo che con un lungo ariete di ferro e delle cesoie con punte di diamante il grosso masso si sbriciolasse e finisse così in terra. Presente sul luogo anche un'unità operativa in costante contatto con la sala del comando generale a Villa Seta per coordinare le operazioni di sicurezza. Per l'occasione sono stati fatti rientrare al servizio anche una decina di addetti. Noi, a seguito dell'ultimo crollo che c'è stato qua in piazza Cavour, quindi ieri nel primo pomeriggio, siamo intervenuti perché stiamo cercando di mettere in sicurezza per quel che è possibile le parti di ponteggio che era legato al fabbricato e parte di quei calcinacci che sono aventi pericolo immediato. Ecco, la strada è completamente chiusa, ci possono essere altri pericoli, magari altri pezzi di cornicione che possono cadere secondo voi? Intanto la strada ieri è stata chiusa, nel senso che è stato ampliato il perimetro di sicurezza, però chiaramente in questo momento stiamo operando e quindi è un'area operativa, una cosiddetta zona rossa, dove quindi ci stiamo prodigando affinché possiamo, per quanto di nostra competenza e nei nostri limiti, affrontare, quindi di eliminare il pericolo immediato. Ecco, fattivamente cosa che state facendo? Sì, facciamo rimozione dei calcinacci costituenti immediato pericolo e poi stiamo anche smontando parte di quel ponteggio di servizio che era stato realizzato per l'immobile disastrato. Che può essere stata la causa di questo cedimento? Beh, le cause, c'è un'indagine della magistratura e quindi che ha nominato i propri periti di fiducia e quindi le determinazioni le sapremo dopo. Però voi farete sicuramente il vostro punto di vista, il vostro rapporto. Noi facciamo soccorso tecnico urgente, questo che stiamo facendo adesso. E pertanto se c'è da lavorare anche nei prossimi giorni noi saremo sempre presenti. Quanto tempo pensate di terminare quest'opera? Noi non possiamo fare una stima perché sono cose che sono legate anche ad altre procedure, ad altri procedimenti che stanno svolgendo, come nel caso quello che sta compiendo l'autorità giudiziaria, e quindi non possiamo dare una stima precisa di quelli che sono i tempi generali per risolvere i problemi di questo fabbricato.